Un valore da È un conservare. valore da conservare. Va ora in onda la rassegna stampa. Radio Libertà, di nuovo in onda, diamo subito la linea per la rassegna stampa al nostro direttore Giulio Cainarca. Grazie Federico Borsari, un cordialissimo saluto a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. È venerdì, 14 luglio, sono le 7:31, radiolibertà.net, la pagina Facebook di Radio Libertà, come tutti i giorni per sapere cosa va in onda. Cosa c'è in prima pagina sull'agenzia ANSA? Lo vediamo subito. Mattarella Meloni, focus sulla riforma della giustizia. Poi vedremo alcuni articoli di giornale su questo tema. Incontro al Quirinale durato circa un'ora verso la firma del disegno di legge Nordio da parte di Sergio Mattarella. Meloni collegata al comizio del partito politico di destra spagnola Vox, ci unisce un grande legame, ha detto il Presidente del Consiglio. E poi al Quirinale Mattarella presiede il Consiglio Supremo di Difesa. Il telefono di La Russa Junior è intestato al papà, presidente del Senato, e quindi non è sequestrabile, scrive ancora l'agenzia ANSA. E poi le parole di Biden. In Finlandia Putin ha già perso la guerra e Prigozhin stia attento a ciò che mangia, ha detto il presidente degli Stati Uniti. E ancora dal primo piano dell'agenzia ANSA Landini, segretario CGIL, abbiamo fatto ricorso al TAR contro la precettazione disposta da Salvini nei trasporti. Violenza di genere, l'ANSA dedica tutto un capitolo a parte a questa questione. Il femminicidio di Carol Maltesi fa molto discutere perché i giudici hanno argomentato che il killer si sentì usato, quindi niente ergastolo ma 30 anni. Il magistrato che ha deciso, il giudice che ha deciso in questo senso, poi parla oggi con il Corriere della Sera, come vedremo tra poco. Ancora in calo i mutui a tasso variabile, primi per sottoscrizioni Friuli Venezia Giulia, Abruzzo e Emilia Romagna, ultima la Campania, si acquista meno, effetto tassi e inflazione, così l'agenzia ANSA in estrema sintesi. Pur continuando a ribadire che non mi piace per niente, non è assolutamente funzionale la nuova veste grafica dell'ANSA. In ogni caso, chi ha portato la cocaina alla Casa Bianca? Topo Gigio, si chiede Dagospia. Il Secret Service americano ha concluso le indagini sulla droga trovata nella residenza del presidente Biden. Non è stato identificato alcun sospetto, non si sa chi ha portato la droga alla Casa Bianca. Il mancato esito dell'investigazione è motivato oppure la vicenda è stata volutamente minimizzata? Si domanda Dagospia sulla base di un lancio di agenzia dell'ANSA. Il Secret Service ha concluso le indagini sulla cocaina trovata alla Casa Bianca senza identificare alcun sospetto. Guarda un po'. A proposito di Stati Uniti, vi segnalo sul sussidiario.net l'opinione del professor Giulio Sapelli, intervistato sul tema di Washington, che usa la guerra per liquidare la Germania e comandare in Europa. L'Alleanza Atlantica attende l'entrata di Svezia e Ucraina, mentre l'Unione Europea in se stessa non conta più nulla. Sono gli Stati Uniti a dettare la linea sulla Cina. Nel Mediterraneo c'è un ruolo per l'Italia sotto l'ombrello americano. Prima la Svezia, poi l'Ucraina. La NATO si allarga sempre più a nord-est e assiste alla decomposizione dell'impero russo, secondo un trend iniziato con Stalin nel dopoguerra, proseguito fino alla caduta del muro di Berlino e sfociato ora nell'invasione dell'Ucraina. Quel che si sta definendo in Occidente è un ritorno agli equilibri degli anni appena successivi alla Seconda Guerra Mondiale, cioè gli Stati Uniti che dettano la linea e l'Europa che li segue. Washington usa la guerra per liquidare la Germania e comandare in Europa. Tornando invece alle vicende più domestiche, su Lettera 43 un focus sul decreto flussi, che in effetti è passato un po' sotto sordina, diciamo così, in sordina. Le regioni chiedono al governo più lavoratori stranieri. Dimenticatevi i tempi del prima gli italiani. L'esecutivo Meloni, il governo Meloni, prevede nel triennio 452.000 ingressi di immigrati, erano solo 70.000 nel 2021. Servono elettricisti e idraulici, ma anche colf, badanti, addetti ai trasporti, alla pesca
E comunque non bastano. Le regioni, capeggiate dal leghista Fedriga, vogliono un incremento delle quote di lavoratori stranieri. Non bastano, ne servono di più. La richiesta arriva dalle regioni che vogliono aumentare le quote previste dall'ultimo decreto Presidente Consiglio dei Ministri sui flussi di immigrati del governo Meloni. Così la piroetta di 180 gradi sul tema migranti da parte del centrodestra, che guida sia il governo sia la maggior parte delle regioni, è completa e anche gli sbarchi schizzano, gli sbarchi illegali, più 134% rispetto al 2022. In Italia, dice addirittura il capo di Frontex, l'agenzia europea del controllo delle frontiere, di guardia costiera e di frontiera, il capo di Frontex si chiama Hans Leitens, è olandese, dal marzo scorso dirige l'agenzia europea di guardia costiera e di frontiera, più nota come Frontex. In Italia gli arrivi sono aumentati del 150%, i trafficanti ora usano barche più piccole, dice il capo del Frontex europeo. Il Mediterraneo centrale è una priorità. A Cutro abbiamo usato la sorveglianza aerea, nel caso della tragedia di Pilos la nostra nave era a 2 giorni di navigazione. Sul tema migranti c'è da segnalare anche una doppia paginata della Stampa di Torino, 24 e 25, sulla Tunisia, che comincia a bastonare i migranti africani che arrivano e caccia all'uomo in Tunisia. A Sfax, polizia e civili aggrediscono e sparano agli immigrati, decine di feriti. Le immagini e le testimonianze raccolte in esclusiva da La Stampa, il reportage di Jonas Reis alle pagine 24 e 25 è decisamente impressionante. I pogrom sono stati innescati dal presidente tunisino Sayed, commenta Domenico Quirico. Flavio Di Giacomo, intervistato dalla Stampa, portavoce dell'Organizzazione Internazionale Migranti, l'OIM per l'Italia, dice prima i furti, ora violenze diffuse. In Tunisia è esploso l'odio razziale contro gli africani subsahariani. A Lampedusa ci raccontano gli abusi subiti. I tunisini spingono i subsahariani su barchini ferro che si spezzano. La Tunisia come paese di partenza è un fenomeno nuovo. A novembre è esplosa la crisi. Chi riesce a partire lo fa su barchini di ferro. Dopo 20-30 ore affondano o si spezzano. La Tunisia è un paese in estrema crisi sotto questo punto di vista, mentre altra notizia che tiriamo fuori stavolta da Avvenire in anticipo rispetto alle prime pagine che vedremo tra poco: più soldi, 1.200 euro al mese in più, ai capigruppo. I 5 Stelle hanno votato con il centrodestra. Alla Camera dei Deputati cresce di 1.269,34 euro netti al mese l'indennità dei capigruppo, alla metà per quelli del gruppo misto. A stabilirlo è stato l'ufficio di presidenza di Montecitorio, coi voti favorevoli del centrodestra, del Movimento 5 Stelle e l'astensione di tutti gli altri, zitti e muti, che approfittano anche loro. Nessun aumento di spesa, precisa il questore di Fratelli d'Italia, ma Silvestri dei 5 Stelle dice che i suoi hanno sventato il blitz della destra evitando altri aggravi per i contribuenti. La democratica Braga promette: non mi avvarrò dell'indennità aggiuntiva. Roba pietosa una dopo l'altra, mentre sull'autonomia regionale il question time, il punto di Calderoli: in 20 anni nessuno si era mai dedicato alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, i LEP. Poi promette il governo farà propri alcuni emendamenti. Sui test invalsi di cui si è parlato l'altro giorno si sofferma invece sulla nuova bussola quotidiana Ruben Razzante, la prova dell'analfabetismo da lockdown. I danni prodotti dalla didattica a distanza dovuta alle chiusure, ai lockdown nel periodo pandemico, risultati ancora insufficienti in italiano, in matematica e in inglese, lo attesta il test invalsi, enorme divario fra nord e sud Italia. Su Atlantico Quotidiano invece c'è una intervista a Marco Zanni, capogruppo della Lega al Parlamento Europeo. Il Partito Popolare Europeo è ondivago, da tempo collabora con noi. Rassemblement National di Marine Le Pen e l'AfD tedesca sono pronti a governare, dice il capogruppo leghista. Centrodestra europeo su modello italiano. Elettori chiedono una maggioranza diversa, soltanto uniti possiamo contrastare le sinistre ecofanatiche, afferma Zanni. Intanto le regioni italiane, ci racconta Marco Cobianchi da truenumbers.it, ripreso da Italia Oggi, sono retrocesse in Europa nonostante i contributi europei dati prima del PNRR.
Secondo l'Ufficio parlamentare di bilancio, l'effetto dei fondi PNRR sul PIL italiano sarà di 3 punti percentuali di PIL in più spalmati fino al 2026. Secondo il governo 3,4 punti percentuali di aumento PIL. C'è da avere qualche dubbio che queste previsioni verranno confermate dai fatti, perché i contributi già dati prima del PNRR non hanno fatto crescere affatto le regioni italiane. Intanto, a proposito di truenumbers.it, c'è un pezzo d'apertura in home page stamani. Lo stipendio di un magistrato è il più alto tra quelli della pubblica amministrazione. Stiamo parlando in media, naturalmente. Un magistrato in media acchiappa all'anno 137.000 e rotti euro. Secondo posto per i prefetti, 99.000 e rotti. Poi arrivano i diplomatici, 89.000 euro e rotti, i dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 66.000, i professori e i ricercatori universitari, 62.000. Comunque i magistrati sono di gran lunga i più pagati in Italia tra i pubblici dipendenti. Si toccano i 137.000 e rotti euro, 4 volte lo stipendio di un professore. I casi del Mastro, La Russa, Santanchè hanno fatto tornare d'attualità un tema, lo scontro politica-magistrati. La Premier Meloni ha negato l'intenzione del governo di punire o vendicarsi per i 3 procedimenti giudiziari. In ogni caso, la tensione non scenderà e i magistrati sono i dipendenti pubblici le cui mansioni e stipendio sono regolati da un contratto con lo Stato. Perciò, quanto guadagna un magistrato in Italia? Guadagna più di tutti gli altri dipendenti pubblici. Sulla riforma della giustizia, da fare indifferibile, si sofferma in questi termini Domenico Cacopardo su Italia Oggi, pagina 5, l'obbrobrio delle dimissioni dopo un avviso di reato. Riforma della giustizia da fare assolutamente non nell'interesse di un partito o di uno schieramento politico, ma dell'intero Paese. La giustizia deve essere riformata nell'interesse della collettività, sostiene Cacopardo, rendendola effettivamente neutrale rispetto alla competizione politica. La stagione in cui il Partito Comunista Italiano stimolava i propri giovani iscritti laureati in giurisprudenza a presentarsi ai concorsi in magistratura è finita da tempo. A questo si aggiunge una gestione della legge penale che è da noi gravata da vizi inaccettabili da parte dei cittadini non italiani, visto che gli italiani da parte loro si sono assuefatti come ci si assuefà alle grandi funzioni con le quali ci si incontra ogni giorno. Siamo alla fine delle ideologie, il cui retaggio permane in alcune correnti di magistrati, il che però comporta che gli atteggiamenti politici pregiudiziali sono stati sostituiti da atteggiamenti pregiudiziali dovuti a singole personali opzioni, il che è addirittura peggio. 4 pagine dedica la Stampa di Torino di oggi alla questione giustizia, intanto inquadrando così il colloquio fra Meloni e Mattarella, l'altolà di Mattarella, un'ora di colloquio tra il capo dello Stato e Giorgia Meloni, no a scontri con la magistratura, dall'abuso d'ufficio al traffico di influenze, il governo si è aperto a modifiche parlamentari. Intanto Giorgia Meloni prende tempo sul caso Santanchè. Nello studio alla vetrata il presidente Mattarella ha chiesto di abbassare i toni delle polemiche. L'altro articolo in forma di retroscena ce la racconta così sulla Stampa: la Premier cede sulla riforma Nordio, ma ci sono toghe ostili al governo, dice il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che al Presidente della Repubblica si è detta disponibile a cambiare la legge Nordio in aula. L'ordine a Fratelli d'Italia e Forza Italia: il concorso esterno mafioso non si tocca e non commentate le inchieste. Nei giorni scorsi contatti fra il Ministro della Giustizia Nordio e il Quirinale per rivedere i testi della riforma Nordio. Tajani stoppa le critiche azzurre ai pubblici ministeri che indagano su Dell'Utri. Così la mette la Stampa, che poi dedica altre 2 pagine al Nordio sconfessato. Il sottosegretario, ex magistrato Mantovano, sottosegretario della Presidenza del Consiglio, corregge il ministro Nordio, escludendo la modifica del reato di concorso esterno alla mafia. Non c'è bisogno, ha detto il sottosegretario Mantovano, di aprire un altro fronte, seppure ci siano interpretazioni diverse dei giuristi su questo tema. Così la mette la Stampa, appunto, sul Nordio sconfessato ridimensionato. Il PD attacca, incredibile anche solo parlare di questa ipotesi. C'è poi un'intervista di Giuseppe Salvaggiulo, pagina 7 della Stampa, al magistrato e procuratore antimafia Nino Di Matteo. Queste riforme della giustizia attuano il piano della loggia P2 di Licio Gelli,
politica pervasa da rivalsa verso la magistratura. L'ex ministro Cartabia ha aperto il varco che Nordio percorre. Siamo alla spallata finale, dice Di Matteo, già magistrato a Palermo, già consigliere del CSM e ora procuratore della Procura Nazionale Antimafia. Da 15 anni, afferma ancora Di Matteo, la magistratura è dominata da carrierismo e burocrazia. Così sulla Stampa, ben 4 pagine sul tema giustizia. Sul Corriere della Sera c'è invece un'intervista di Virginia Piccolillo al ministro Nordio. Mi sento ancora magistrato, il concorso esterno, ecco come intervenire. Avanti con la separazione delle carriere che esiste in tutto il mondo. Sul caso sottosegretario Del Mastro, l'imputazione coatta la critico da 25 anni, è un residuo del vecchio codice. Perché porre mano all'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa? Non era voluta proprio da Giovanni Falcone? È la prima domanda. Premetto, risponde il ministro Nordio, che questo argomento non fa parte del programma di governo, ma poiché in un dibattito mi è stata chiesta la mia opinione, sono lieto di ripeterla. Quindi un'opinione del ministro e non certamente un proposito del governo. Si parte da lì sul tema del concorso esterno in associazione mafiosa, la criminalità organizzata e tutto il resto. C'è uno scontro politica-magistratura? Chiede il Corriere. Risponde il ministro Nordio. Dopo le polemiche originate dalle mie prime critiche sull'interferenza della magistratura sul disegno di legge prima di aver letto il testo della riforma, ho ricevuto i rappresentanti dell'Associazione Nazionale Magistrati. È stato un incontro estremamente cordiale, anche se esistono idee diverse sulle riforme da fare. Ci siamo concentrati più sui temi condivisi, come l'efficienza della giustizia, l'implementazione delle risorse, che su quelli dove la pensiamo diversamente. Il confronto continuerà. Sono stato magistrato 40 anni, mi sento ancora tale, perché l'imputazione coatta di Del Mastro è stata vista dal governo come anomala, eccetera. Sulla separazione delle carriere, poi dice a un certo punto il ministro di Giustizia, la separazione è consustanziale al processo accusatorio voluto da Vassalli, partigiano antifascista, pluridecorato, socialista, garantista. E stiamo parlando di una riforma che ormai risale al 1989, pensate un po'. Purtroppo, come ho detto, dice il ministro Nordio, è stata attuata a metà la riforma lì, 1989. Essa esiste in tutto il mondo anglosassone, la separazione delle carriere, e non mina affatto l'indipendenza della magistratura requirente, cioè dei pubblici ministeri. Tuttavia richiede una revisione costituzionale, quindi il cammino è più lungo. Comunque fa parte del programma di governo, sarà attuata. Anche il giornale dedica 2 pagine al tema giustizia col cronista giudiziario Luca Fazzo, ma sotto un altro punto di vista, il coinvolgimento anche post mortem di Berlusconi, oltre che del suo amico Dell'Utri, nelle inchieste sulla mafia e negli attentati del 92-93. Su mafia e Berlusconi, 30 anni di assalti, sempre finiti in nulla, scrive il giornale. Magistrati all'ultima carica a mezzo stampa. Hanno già fatto flop le inchieste siciliane nate dalla dichiarazione dei pentiti. Sono crollate le tesi della trattativa Stato-mafia, sono già cadute tutte le accuse sulle bombe di Milano, Roma e Firenze, ma i procuratori di Firenze Turco e Tescaroli insistono ancora. La lettera di Vittorio Sgarbi nella stessa pagina: cari figli di Silvio, non lasciate oltraggiare vostro padre pure da morto. Ci vuole una commissione di inchiesta sul caso Berlusconi e l'accanimento giudiziario. Altro articolo di Luca Fazzo, a complemento delle 2 pagine, l'ossessione dei pubblici ministeri per Berlusconi. È stato perquisito l'altro giorno Marcello Dell'Utri a casa sua per le stragi del 93. Un blitz della direzione investigativa antimafia su ordine dei pubblici ministeri di Firenze in casa e ufficio dell'amico di Berlusconi. Il solito teorema, i 2 dietro le bombe di mafia. Indagata anche la moglie di Dell'Utri. Su questo tema c'è un articolo di Lirio Abbate oggi su Repubblica che la mette così: altro che chiacchiere, qui ci sono riscontri sulle accuse a Dell'Utri per le stragi del 93. A Dell'Utri, non a Berlusconi, scrive oggi Repubblica. Dalle carte sequestrate i riscontri. Messa giù così è abbastanza grossa, quindi vediamo un po' come la racconta Repubblica con Lirio Abbate, pagina 5. Su Marcello Dell'Utri anche il reato di trasferimento fraudolento di denaro in concorso con la moglie. Marcello Dell'Utri conservava nella sua abitazione, nel suo ufficio, quelli che hanno perquisito l'altro giorno, documenti riservati che possono riscontrare
le accuse formulate dai pubblici ministeri della Procura di Firenze nell'inchiesta sui mandanti esterni delle stragi del 93. All'amico di Berlusconi sono stati trovati atti ritenuti di estrema importanza che supportano l'impianto accusatorio, cioè per 30 anni e passa il buon Dell'Utri si è tenuto in casa le carte che lo inchiodano, lui e magari anche Silvio. È veramente un genio quest'uomo. La scoperta è stata fatta dagli investigatori del centro operativo della direzione investigativa antimafia di Firenze, che mercoledì hanno bussato alla porta di casa della famiglia Dell'Utri, dando esecuzione a una perquisizione disposta dai procuratori Luca Turco, Luca Tescaroli e dal sostituto Lorenzo Gestri. I documenti vagliati dai magistrati sono stati acquisiti nel processo sulle bombe mafiose e alcuni di questi sono stati disposti accertamenti su alcuni documenti sono stati di accertamenti per verificare l'origine e avviare riscontri e filoni di indagine. L'arrivo nella residenza di Dell'Utri a Segrate, alle porte di Milano, degli investigatori dell'antimafia di Firenze ha colto di sorpresa i coniugi Dell'Utri. Forse per questo motivo tenevano fra Segrate e gli uffici di Via Senato a Milano i documenti sequestrati, cioè le carte che per 30 anni Dell'Utri ha conservato gelosamente per farsi fottere, mettiamolo così, per farsi condannare, per farsi scoprire, prima ancora che condannare e fottere. Per farsi scoprire ha tenuto lui e la moglie a casa sua i documenti che dimostrano che lui e l'amico Silvio sono i mandanti delle stragi del 93. Così che all'alba del 2023, 14 luglio, noi possiamo avere la certezza, scrive Repubblica, che poi tale non è, se leggi l'articolo. Il titolo è tutta un'altra cosa. Dalle carte sequestrate a Dell'Utri, i riscontri sulle accuse a Dell'Utri, dal che uno deduce, hanno trovato gli elementi di colpevolezza. No, si tratta di documenti che i magistrati ritengono molto interessanti per dimostrare il tutto. A Dell'Utri vengono contestati 3 capi d'accusa. Primo, concorso in strage con i boss Giuseppe Filippo Graviano e Gaspare Spatuzza, tutti e 3 già giudicati, condannati in altri processi. I PM hanno inserito le aggravanti di aver agito per finalità di terrorismo e eversione dell'ordine democratico, agevolando la mafia, con riferimento agli attentati di Roma, Firenze e Milano 93-94. Il secondo è il trasferimento fraudolento di valori, secondo capo d'accusa per Dell'Utri, in concorso con la moglie Miranda Ratti, alla quale Berlusconi aveva bonificato somme di denaro, causale prestito infruttifero, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione. Terza accusa, aver omesso di comunicare, per lui che ha una condanna definitiva per mafia, le variazioni patrimoniali, in particolare i bonifici ricevuti da Berlusconi per 1 milione di euro nell'arco di 9 mesi, fra il 21 e il 22. Per i magistrati l'accordo stragista, descritto nell'imputazione, di cui si è reso protagonista Dell'Utri, si fonda sui rapporti economici tra Giuseppe Graviano e esponenti di Cosa Nostra, da una parte Dell'Utri e Berlusconi, dall'altra. I PM sottolineano nel decreto gli esiti di una consulenza tecnica che individua ingressi di flussi finanziari nelle imprese riconducibili a Berlusconi, di cui Dell'Utri già all'epoca era referente e collaboratore, privi di paternità per 70 miliardi e 540 milioni nel periodo 1977 dicembre 1980. Siamo agli inizi, diciamo così, o comunque ai tempi iniziali dell'avventura berlusconiana. L'accordo stragista di cui si è reso protagonista Dell'Utri si fonda su rapporti economici tra i Graviano ed esponenti di Cosa Nostra da una parte, Dell'Utri e Berlusconi dall'altra. Il tutto parte molto lontano nel tempo, appunto, cioè ci sono ingressi di fior di miliardi tra il 77 e l'80. Da brani di intercettazioni, riportati nel decreto, emergerebbero contatti fra l'ex viceministro Gianfranco Micciché, quello della cocaina, con Matteo Renzi e Silvio Berlusconi, in cui avrebbero discusso di Dell'Utri e della volontà del Cavaliere di voler votare un Presidente della Repubblica che avrebbe dato la grazia a Dell'Utri, che scontava la condanna definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa. Il Renzi ieri ha affidato ai social la sua reazione e ha attaccato la Procura di Firenze sostenendo che inseguono il fantasma di Berlusconi, mentre l'avvocato Perroni, che è stato il difensore di Berlusconi, smentisce l'esistenza di un accordo stragista tra Cosa Nostra e Dell'Utri.
La Repubblica la mette così: dalle carte i riscontri sulle accuse dell'Utri. Ma lasciamo il capitolo giustizia con un'altra vicenda della quale abbiamo accennato prima. La vicenda riguarda Davide Fontana, bancario, 44 anni, uccide a martellate con una coltellata alla gola l'11 gennaio del 22 Carol Maltesi, 26 anni, a Rescaldina, nel milanese. Poi ne fa a pezzi il corpo, che viene trovato mesi dopo nel bresciano dentro sacchi della spazzatura. Fontana è stato condannato a 30 anni e non all'ergastolo, come chiedeva il pubblico ministero, perché i giudici non hanno riconosciuto l'assenza dei futili e abietti motivi. Per i giudici l'omicida si è reso conto che la giovane disinibita Carol si era in qualche misura servita di lui per meglio perseguire i propri interessi personali e professionali, che lo aveva usato, e ciò ha scatenato l'azione omicida. E soprattutto la scelta della parola disinibita a scatenare la bufera. Si parla di giudizi stereotipati. Il 44enne, scrivono i giudici, accettava che Maltesi intrattenesse rapporti sentimentali plurimi senza opporsi all'intensa attività di escort di lei. Il presidente della Corte, che ha giudicato in questo senso, Giuseppe Fazio, presidente della Corte d'Assise di Busto Arsizio, con giudici all'atere e 6 giudici popolari, di cui 3 donne, oggi è intervistato dal Corriere della Sera. Ma che stereotipi di genere! Se lei fosse stata una suora avrei usato le stesse parole, e 30 anni di condanna non sono pochi, dice il magistrato. Il giudice è qui per valutare tutte le circostanze, altrimenti ci dicano che possono farne a meno e al suo posto mettano un jukebox, dice il magistrato. Una pagina interessante oggi sul Corriere della Sera, pagina 19, al di là dell'atrocità del singolo caso. Mentre, a proposito di giustizia, abbiamo chiuso qui, ma c'è un'altra notizia del giorno. Arriva una giustizia dopo tantissimi anni, stiamo parlando di un fatto relativo all'agosto del 99, l'omicidio del parà Emanuele Sceri. La Corte d'Assise ha condannato gli ex caporali a 26 e 18 anni. La sentenza nel processo per l'omicidio volontario aggravato da futili motivi dell'allievo paracadutista 26enne. La Corte d'Assise di Pisa ha condannato a 26 anni di carcere Alessandro Panella, a 18 Luigi Zabara, entrambi ex caporali della Folgore, al termine del processo per l'omicidio volontario, aggravato dai futili motivi, dell'allievo paracadutista 26enne Emanuele Sceri, trovato morto nella caserma Gamerra di Pisa il 26 agosto del 99, 3 giorni dopo il decesso. La sentenza è stata pronunciata ieri dal presidente della Corte, Beatrice Dani. Alla lettura della sentenza in aula solo l'imputato Zabara. Per la famiglia di Sceri c'era il fratello Francesco, che ha iniziato a piangere. La notizia della condanna, scrive l'agenzia di N. Cronos, è stata comunicata al telefono dagli avvocati alla madre, Isabella Guarino. La Corte ha accolto la richiesta di risarcimento danni da liquidare in separata sede civile alla famiglia Sceri. Il caso Sceri era stato riaperto nel 2017 dalla Procura di Pisa. Lo scorso 3 marzo il procuratore Crini, da poche settimane in pensione, in requisitoria aveva chiesto 24 anni per Panella e 21 per Zabara. Nel frattempo, tra le altre notizie di oggi, poi andiamo brevemente in pausa, Urso, il ministro del Made in Italy, chiedo scusa, il ministro delle imprese del Made in Italy, ci vuole mandare in miniera. Riapriamo le miniere per le materie prime critiche. Abbiamo verificato che possediamo 16 su 34 delle materie prime critiche, cioè quelle non energetiche e non agricole, che sono molto importanti per l'Europa e per l'Italia. Perciò andrebbero riaperte le miniere, ha detto il ministro Urso. Pausa. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online Su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. E la linea torna a Giulio Cainarca.
Grazie a Federico Borsari in regia. Rieccoci qui. Allora, dicevamo altre notizie prima delle prime pagine. La questione della sanità e delle liste d'attesa. Su questo lo riporta quotidianosanità.it. È intervenuto il ministro Schillaci. Le liste d'attesa sono causate dal blocco indiscriminato del turnover e da tagli per una cifra pazzesca, 37 miliardi di tagli al Servizio Sanitario Nazionale. Sono stati stanziati fondi straordinari, le regioni li usino, ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci. Come ribadito più volte, ha detto ancora il ministro, abbiamo stanziato fondi straordinari per abbattere le liste d'attesa e ci attendiamo che tutte le regioni li sappiano impiegare al meglio. Stiamo lavorando in controtendenza, non vogliamo più bonus e misure tampone o arrotondamenti, ma interventi strutturali con più soldi per il personale medico e sanitario, più tutele per gli operatori sanitari, più fondi per retribuire gli straordinari, più posti per chi vuole studiare medicina, dice il ministro della Salute Schillaci, che quantifica in 37 miliardi i tagli cumulati, credo, al Servizio Sanitario Nazionale nel corso degli anni. 37 miliardi dal 2010 al 2019, dice il ministro della Salute. Sono stati tagliati, inaccettabile taglio, dice il ministro, l'aggettivo sembra opportuno, dal 2010 al 2019. Per quanto concerne la salute e la sanità, 2 pagine sulla Stampa 20 e 21, liste d'attesa, questo è il tema, infinite, e appunto Schillaci contro le regioni, non usano bene i soldi. Abbiamo stanziato fondi straordinari, 165 milioni non sono stati spesi, e poi annuncia maggior ricorso alle strutture convenzionate, ma senza privatizzare, promette il ministro della Salute. Ha annunciato un piano con nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato, mentre una paziente a letto ricoperta di formiche fa bella mostra di sé, si fa per dire, a pagina 20 della Stampa di Torino di oggi. Assolti i sanitari dell'ospedale di Napoli. La vicenda risale al lontano 2017 e la giustizia arriva celere, veloce e puntuale 5-6 anni dopo. La sentenza per 17 imputati. Il fatto non sussiste. Le formiche sussistevano, il fatto no. La rinuncia alle cure è il tema della Stampa, pagina 21. Campania maglia nera per le prestazioni recuperate dopo la pandemia. Oltre 400.000 persone non fanno visite ed esami per ragioni economiche. Serve oltre un anno per un'ecografia, fino a 24 mesi per i ricoveri programmati. Su 90 milioni extra assegnati dal governo, la regione ne ha usati meno della metà. Questa storia delle liste d'attesa da quanti anni funziona? Niente, meglio rivolgersi alle pagine 40 e 41 della Stampa di oggi. Ci buttiamo nel privato. Sanità, il privato avanza. Aumentano le strutture accreditate con il pubblico, scrive il quotidiano torinese in cronaca locale, ma nel complesso l'offerta resta inferiore alla domanda. 2 numeri mette in luce la Stampa. 43%, cos'è? La quota di quanti nel 2021 dichiaravano di aver pagato a loro spese le visite specialistiche. 22% la quota di quanti nel 2021 dichiaravano di aver pagato a loro spese gli accertamenti. Si dibatte sui pronto soccorso, ma il business sono le cliniche e gli ambulatori. Tra 2019 e 2022, dice la dottoressa Chiara Rivetti, segretaria Anao Assomed Piemonte, le prestazioni erogate dal servizio sanitario sono scese del 14% in termini di visite ed esami di specialistica ambulatoriale. Nel triennio 19-21 scende dal 27 al 22% la platea di quanti sostengono di non aver pagato nulla per una visita specialistica, scrive ancora la Stampa sui dati forniti dal Sindacato dei Medici piemontesi. Un sistema da reinventare, afferma il docente di economia Gilberto Turati, intervistato dalla Stampa. Manca la programmazione. I dati epidemiologici dovrebbero guidare le scelte. L'invecchiamento della popolazione e la cronicità renderanno strutturale l'aumento della spesa, dice il professor Turati, docente di economia alla Cattolica. Bene case e ospedali di comunità, ma serve non solo trovare i soldi, ma ripensare alla rete ospedaliera. Mentre, cambiando completamente argomento e prima di accedere alle prime pagine dei quotidiani, vi segnalo subito un altro caso di mala informazione e di tiranneggiamenti vari tra le redazioni. È tutta una denuncia oggi che tutti, o gran parte, diciamo, dei direttori del servizio pubblico sono diventati filomeloniani.
Succede il contrario invece a quanto pare al TG1, come racconta Il Giornale con Pasquale Napolitano a pagina 7. Il TG1 è ostaggio di una zarina comunista rossa, sabotaggi e servizi tagliati. Crescimbeni guida in redazione la falange del PD e boicotta la linea del nuovo direttore, che è di destra, Chiocci. Alla riunione del mattino vengono date le indicazioni. Alle 20 sono disattese. Servizi cassati prima della messa in onda, interviste tagliate e scivoloni. Al TG1 la falange del PD resiste e organizza la guerriglia per sabotare il nuovo corso targato Chiocci. La sinistra grida alla lottizzazione in Rai, ma allo stesso tempo mantiene i posti di comando nella prima rete del servizio pubblico. La sinistra urla allo scandalo, ma determina le scelte editoriali e la selezione delle notizie, alimentando i malumori in quella parte della redazione non allineata al PD, messa ai margini negli ultimi 15 anni, che auspica un cambio radicale con l'arrivo al timone del TG1 di Gianmarco Chiocci. Alla testa della falange armata del PD al TG1, Costanza Crescimbeni, un nome, una garanzia, ribattezzata dai colleghi la zarina del TG1. Intanto lasciamo il giornale. Rispetto alla giornata di ieri vi vorrei segnalare, ma ci arriviamo dopo a recuperare i quotidiani e gli articoli di ieri, intanto andiamo a vedere l'oggi. Ma prima di arrivare all'oggi c'è anche da segnalare una cosa curiosa di cui si occupa, una notizia curiosa di cui si occupa in primo piano Europa Today, il sito Europa Today, una rifugiata che potrebbe diventare premier in Olanda e che non vuole i rifugiati. Si tratta di Dilan Yeşilgöz, candidata alla successione del premier olandese Mark Rutte. È nata in Turchia, è figlia di un esule curdo, ha scalato le vette del partito nel nome del pugno duro contro i migranti. Segnatevi questo nome, Dilan Yeşilgöz in Olanda. Mentre il Ministero turco dell'istruzione, a proposito di Turchia, vuole istituire scuole per sole ragazze per rispondere alle richieste di famiglie che non vogliono mandare le figlie in classi miste, in osservanza alle rigide norme islamiche sulla divisione dei sessi. Critiche le opposizioni in Turchia che parlano di legge inaccettabile, mentre il governo ammette il mancato rispetto dell'obbligo scolastico, racconta asianews.it. È giunto il tempo di dare un'occhiata alle prime pagine dei giornali. Diritto alla salute è il titolo d'apertura del quotidiano cattolico Avvenire. La CISL denuncia il taglio dei fondi, la riduzione del personale e la riduzione dei posti letto in ospedale. Secondo stime, speso nella sanità solo lo 0,5% dei fondi del PNRR. Il ministro della Salute sprona le regioni, come abbiamo visto prima. Il piano del sindacato per contrastare l'emergenza che colpisce l'assistenza medica nel nostro paese. Questo è il titolo principale. Il governo che vuole riaprire le miniere per avere le terre rare utili per il settore tecnologico industriale e poi Biden che dice che Mosca ha già perso. In prima pagina su Avvenire. In prima pagina su Avvenire c'è anche un titolo che riguarda in Europa la Lega, alt accoglienza, ma l'Unione Europea controbatte ora più soccorsi. Lasciamo Avvenire, andiamo al Corriere della Sera, apertura, titolo principale dedicato all'intervista a Nordio che abbiamo citato prima, giustizia si cambia, il concorso esterno va rivisto, mentre la ministra Santanchè ha detto niente passi indietro, adesso querelo. Palazzo Chigi frena sulla questione del concorso esterno in associazione mafiosa e sulla riforma della giustizia Mattarella vede Meloni sui punti critici e, secondo la stampa, la bacchettata è ridimensionata. Biden ha detto che in Ucraina Putin ha già perso, a Mosca ha mandato fuori dalle scatole il generale che critica l'invasione. E poi ancora dalla prima pagina, una madre che ha scoperto la chat col video della violenza su 2 quindicenni, sono stati 14 quindicenni a stuprare 12enni, ha preso il cellulare del figlio per controllare che tutto fosse a posto. Lo ha fatto mentre lui dormiva, lui studente di 14 anni. Scorrendo le chat ha trovato il filmato che ritraeva 2 dodicenni in scene di sesso e così a Firenze è nata l'inchiesta sugli abusi tra minorenni alla festa di Capodanno. Anche in prima pagina sul Corriere c'è la storia, la vicenda del caporale Scieri, per la morte di Emanuele Scieri, parà di leva, ritrovato cadavere nella caserma Gamerra nell'agosto 99.
La Corte d'Assise di Pisa ha condannato a 26 e 18 anni per omicidio volontario in concorso gli ex caporali Panella e Zabara. Fu un episodio di nonnismo. Ma c'è anche la foto di prima pagina del Corriere della Sera sui mondiali paralimpici. Podio tutto azzurro ai mondiali paralimpici di Parigi nella gara dei 100 metri. Ambra Sabatini, oro e record del mondo. Argento per Martina Caironi, bronzo per Monica Contraffatto, cioè le prime tre atlete che hanno vinto la gara dei 100 metri ai mondiali paralimpici sono italiane. Con ciò lasciamo la prima pagina del Corriere della Sera, andiamo a vedere il Fatto Quotidiano di Marco Travaglio. La frase sopra la testata: Salvini si vanta di aver interrotto lo sciopero ferroviario con la precettazione, ma continua a tacere sul disastro dei ritardi dei treni, anche senza gli scioperi. Ma il titolo principale, adesso ci arriviamo tra un attimo, il titolo principale del Fatto Quotidiano di oggi è dedicato al concorso esterno in associazione mafiosa. Nordio respinto da Fratelli d'Italia, ma Forza Italia è con lui. Il sottosegretario Mantovano assicura il Fatto: non si tocca. Parla Scarpinato, ora senatore dei 5 Stelle, già procuratore a Palermo, è un regalo ai boss, ai colletti bianchi, eccetera. Mentre Santanchè minaccia il Fatto Quotidiano e la procura indaga sulla villa di Forte dei Marmi. Mattarella gela Giorgia Meloni, bisogna rivedere l'abuso d'ufficio. E poi la Russa Junior usava telefono con SIM intestata al papà Ignazio. Serve l'ok del Senato per intercettare il figlio del presidente del Senato che usava il telefono del papà, cioè di Ignazio La Russa. Infine, Unione Europea, armi con il PNRR e Mosca arresta 13 della Wagner. Biden avvisa Prigozhin. Stai molto attento a cosa mangi, ha detto il presidente degli Stati Uniti al capo della brigata Wagner. Il giornale di Berlusconi, non più di Berlusconi, ora di Angelucci, si occupa di Mattarella che congela la rivolta dei magistrati, la mossa del Quirinale. Qui la lettura è completamente opposta rispetto a quella della Stampa. Per la Stampa Mattarella ha frenato Meloni, per il giornale Mattarella ha frenato i magistrati. Il capo dello Stato ha invitato al dialogo la magistratura e il governo. Giorgia Meloni ha precisato: da parte nostra nessun attacco. Poi ce n'è una bella: il ministro Zangrillo, pubblica amministrazione, ha detto che Tajani è il leader di Forza Italia perché ha il sole in tasca, esattamente come Berlusconi. Angelo Allegri ci racconta la storia di un graffitaro pagato da De Luca, presidente della regione Campania, che dipinge murales pro Putin. Questo graffitaro si chiama Jorit e ha beccato 300.000 euro dalla regione Campania. Fabio Fazio ha smentito la sua sinistra: non sono stato cacciato dalla RAI, ha detto Fabio Fazio, dicendo una ovvietà. L'addio alla RAI: non siamo stati cacciati. Pensa che notizia incredibile. Un'intervista all'intelligenza artificiale, Google lancia Bard in prima pagina sul giornale, Francesco Maria Del Vigo se ne occupa. Bard è la nuova intelligenza artificiale rilasciata ieri in Italia da Google. L'abbiamo incontrata virtualmente e le abbiamo fatto qualche domanda. Ne è uscita una conversazione molto reale, a tratti fin troppo, su futuro, poesia, lavoro, armi, disinformazione, il suo rapporto con ChatGPT e la simpatia per Alexa. La conversazione inizia così: ciao Bard, come stai? Risponde Bard: ciao, sto bene, grazie. E sempre dalla prima pagina del giornale, l'ossessione dei pubblici ministeri per Berlusconi, perquisita la casa di Dell'Utri, il blitz della direzione investigativa antimafia su ordine del procuratore di Firenze, della procura di Firenze, dei procuratori di Firenze. Indagata anche la moglie di Dell'Utri. Cari figli di Silvio, serve un'inchiesta parlamentare sulla persecuzione al vostro papà, a Silvio Berlusconi, dice Vittorio Sgarbi, scrive anzi in prima pagina sul giornale. Poi sentenza shock per l'omicidio della pornostar a Rescaldina, niente ergastolo al bancario killer perché Carol era disinibita e lui si sentì utilizzato. A questo punto però merita una lettura anche l'argomentazione del giudice che abbiamo visto sul Corriere della Sera su questa storia, perché l'argomentazione del giudice di Busto Arsizio è abbastanza interessante. Allora, stereotipi di genere, questa è l'accusa che gli è stata fatta, perché lui ha parlato di persona disinibita che si era servita di quello che poi sarebbe diventato il suo assassino, che si è sentito usato.
stereotipi di genere, vittimizzazione secondaria. Sono allibito, dice il giudice Giuseppe Fazio, presidente della Corte d'Assise di Busto Arsizio, che ha fatto questa sentenza. Sono allibito, è il contrario di quello che abbiamo scritto nelle motivazioni. Ora capisco come si poteva sentire un pediatra ai tempi di Erode. Riscriverei, anzi riscriveremmo, perché oltre a lui c'era la giudice a latere e 6 giudici popolari, di cui 3 donne. Riscriveremmo tutto, perché sono convinto, per quanto mi riguarda, dice il giudice, di non aver mancato di rispetto a nessuno. E non sarebbe stato diverso se la ragazza avesse fatto la suora anziché l'attrice o pornoattrice, come scrive il giornale. Se non si capisce ciò che abbiamo scritto è senz'altro un problema mio, ma anche chi legittimamente critica le motivazioni dovrebbe prima leggerle nella loro concatenazione su concetti giuridici che hanno significato diverso rispetto alla Treccani. I motivi futili o abietti? Questa aggravante esiste se è espressione di un moto interiore del tutto ingiustificato e mero pretesto per sfogare un impulso criminale, e la giurisprudenza richiede che sia il dato oggettivo, cioè la sproporzione tra reato e motivo, sia la componente soggettiva, che non può essere riferita ad un comportamento medio. La giurisprudenza richiede sia il dato oggettivo, cioè la sproporzione tra reato e motivo, sia la componente soggettiva, che non può essere riferita a un comportamento medio. Ecco qui l'opinione anche del perito e dei consulenti psichiatri che hanno studiato il funzionamento mentale dell'imputato è stata che probabilmente a spingerlo ad uccidere non fu la gelosia adombrata dal pubblico ministero, ma la consapevolezza di aver perso la donna amata, accompagnata dalla frustrazione per essere stato messo da parte da lei. La giovane disinibita, c'è scritto nelle motivazioni, si era servita di lui. Dal punto di vista dell'imputato, così abbiamo scritto, valutando soggettivamente la sua condotta, e lo abbiamo sottolineato, questo è stato il motivo movente dell'omicidio. Ma se è così, non è abietto o futile in senso tecnico-giuridico, oltre a non poter essere ritenuto più turpe di ogni altro movente di un delitto così cruento. 13 martellate in testa, ma è stata esclusa l'aggravante della crudeltà, che non è, puntualizza il giudice, quella certa quota di crudeltà insita in ogni delitto cruento, ma per la giurisprudenza deve essere l'infliggere un male aggiuntivo e gratuito rispetto alla normalità causale del delitto, e qui per noi non c'era. Non si può fare l'errore di desumere l'aggravante della crudeltà dal successivo raccapricciante scempio fatto sul cadavere. Perché le attenuanti generiche che hanno pareggiato le aggravanti della minorata difesa e del legame affettivo? Perché l'imputato, dice il giudice, consentendo di acquisire molti atti di indagine, ha fatto oggettivamente risparmiare tempi e energie al processo. 30 anni di condanna per lui vengono percepiti come pochi, ma risponde il giudice Giuseppe Fazio, presidente della Corte d'Assise di Busto Arsizio, il caso Carol Maltesi, non è che ogni processo per un grave delitto debba finire con l'ergastolo. Qui abbiamo fissato la pena base nel massimo dell'omicidio semplice, 24 anni, e aggiunto il massimo della pena per lo scempio del cadavere, 7 anni più 3 di continuazione. Fanno 34 anni, ma il tetto massimo di legge è 30. Però faccia fare a me una domanda ora. Con quale spirito tra pochi giorni la mia corte d'assise affronterà un altro processo per un fatto altrettanto cruento? Il giudice non è qui apposta per valutare le circostanze? Se no, ci dicano che possono fare a meno del giudice e al suo posto ci mettano un jukebox, dice il presidente della Corte d'Assise di Busto Arsizio. Tornando alla prima pagina del giornale, ora c'è da segnalare lo sciopero anche delle stelle di Hollywood, stop alle produzioni, attori e autori spengono la fabbrica dei sogni, scrive il giornale. Dal giornale passiamo al quotidiano nazionale, Giorno, Nazione, Resto del Carlino, giustizia, il governo frena Nordio e poi Scieri fu ucciso, condanne dopo 24 anni, sottolinea il quotidiano nazionale, il Giorno. C'è un'intervista all'avvocato di Bruno Contrada, l'associazione mafiosa, o meglio il reato di concorso esterno in associazione mafiosa è troppo fumoso e la Corte di Strasburgo l'ha messo in discussione, dice Stefano
Giordano, che è figlio del giudice del maxi processo, ma anche avvocato di Bruno Contrada. Per la Corte dei diritti è poco chiaro il reato di concorso esterno in associazione mafiosa. La fattispecie è stata usata come grimaldello per colpire soggetti non punibili come mafiosi. Se proprio dobbiamo tenerci il concorso esterno, meglio scriverlo direttamente nel codice, dice l'avvocato Stefano Giordano, che tra l'altro è appunto l'avvocato penalista, figlio di Alfonso Giordano, il magistrato che nell'86 celebrò il primo maxi processo alla mafia e che ha fatto anche l'avvocato difensore di Bruno Contrada. Credo che l'iniziativa del ministro Nordio circa la rimodulazione del reato di concorso esterno in associazione mafiosa sia una mossa ragionevole, dice il figlio del celeberrimo Alfonso Giordano, che è morto nel 2021 e che celebrò nell'86 il primo maxi processo alla mafia, era giudice. Lasciamo questa interessante intervista a pagina 3 del quotidiano nazionale di oggi. Contrada, da lui difeso, è stato condannato per concorso esterno, ma nel 2015 la Corte di Strasburgo ha condannato l'Italia perché questo reato non era sufficientemente chiaro. Sul quotidiano nazionale poi ci sono altre precisazioni, c'è un'altra intervista da citare, l'intervista al presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Santa Lucia, che dice nessun veto alla riforma Nordio, dialogo senza forzature, seguiamo la Costituzione. E poi le stragi mafiose del 93 dell'Utri nel Mirino. Il giallo del telefono di La Russa Junior non può essere sequestrato perché la SIM è del padre, e il ministro Urso che ci manda in miniera per tirar fuori le terre rare, giustamente diremmo noi. Poi ancora in primo piano sul quotidiano nazionale di oggi, niente ergastolo al killer di Carol e bufera sui giudici per le motivazioni. Abbiamo letto prima l'intervista al presidente della Corte di Busto Arsizio, che ha sentenziato sul caso dell'omicidio brutale, brutalissimo di Carol Maltesi. La guerra delle intelligenze artificiali, arriva Google con Bard e sbarca in Italia. Elon Musk prepara la sfida a ChatGPT. Il signor Tesla, dopo aver detto che i chatbot rappresentano una minaccia per l'uomo, lancia la sua startup. Indagine negli Stati Uniti sulla società OpenAI, così mette a rischio i dati e la reputazione dei cittadini, dei consumatori. Con ciò lasciamo il quotidiano nazionale, uno sguardo lo diamo anche al Mattino di Napoli. Tema d'apertura stamani è relativo a un ok dell'Europa alla proposta del ministro Fitto, cioè di rendere tutto il Sud Italia una zona economica speciale, o ZES in sigla, ZES unica per tutto il Sud. Ci vuole un cambio di passo, sarà più facile così investire, dice Giorgia Meloni. Vedremo cosa succederà nella trasformazione di tutto il Sud in zona economica speciale, se sarà possibile. Intanto, per la cronaca, ucciso per rapina dopo 27 anni, niente risarcimento. Aveva tentato di resistere alla rapina, Davide Sannino aveva 19 anni, è stato ucciso. Il processo penale si è concluso nel 99 con la condanna a 30 anni per l'esecutore materiale dell'omicidio. Quello civile si è concluso nel 2015 con una sentenza di risarcimento di 500.000 euro per i familiari, sentenza mai eseguita. Il motivo? Errori nelle notifiche, ed è corsa contro il tempo per evitare la prescrizione. Questa è la storia che arriva da Massa di Somma in Campania, riportata in prima pagina oggi sul Mattino di Napoli. Mentre dal Mattino passiamo al Tempo di Roma, l'apertura è dedicata a Salvini che batte i sindacati, sciopero dimezzato. L'intervento del ministro limita i disagi ai trasporti. Dalle 15 di oggi traffico regolare, nuovo tavolo di confronto convocato per oggi. Faccio appello al buonsenso, dice Salvini. Aggiunge il leghista Durigon, Salvini ci ha messo la faccia, ha portato a casa il risultato. Non succede spesso. L'intervento del ministro delle infrastrutture Matteo Salvini sullo sciopero dei trasporti di ieri, dimezzato da 24 a 12 ore, ha limitato i disagi ai viaggiatori. La trattativa per evitare disservizi però continua e oggi è previsto un altro tavolo al Ministero delle Infrastrutture. Durigon sottolinea che il responsabile del Ministero ci ha messo la faccia ed è stato premiato. Nel frattempo Di Maio fa il suo esordio come inviato europeo nel Golfo Arabo, primo incontro in Arabia Saudita. A pagina 8 il Tempo si occupa
della prima azione di Di Maio che apre il dialogo a Riyadh come nuovo rappresentante speciale dell'Unione Europea nel Golfo Arabo. E ancora ai capigruppo 1.300 euro in più, ma rinunciano in tanti, il beau geste di molti rappresentanti del popolo, stipendio più alto ai capigruppo alla Camera. La nuova indennità non peserà comunque sul bilancio della Camera perché i fondi verranno presi dai contributi ai partiti. Spetteranno ai capigruppo alla Camera quasi 1.300 euro di aumento, delibera votata anche dai 5 Stelle. Sono quegli scandaletti nel bicchiere d'acqua che fanno ridere i polli, cioè noi. Santanchè invece non si dimette ed è pronta a querelare tutti. E poi l'affondo del presidente della Coldiretti Prandini sulla legge per il ripristino della natura, la legge europea votata l'altro giorno dal Parlamento europeo. Siamo noi i veri difensori, noi agricoltori, della natura. Una legge che intende tutelare la natura deve puntare a potenziare la presenza degli agricoltori, non a circoscriverla con le loro attività produttive sul territorio. L'attività agricola è basilare, dice Prandini, per la salvaguardia della biodiversità. Facciamo in tempo, adesso abbiamo 4 minuti anche a dare un'occhiata alla Repubblica. Prima pagina sulla mafia, stop a Nordio per il concorso esterno in associazione mafiosa, l'aumento alla Camera per i capigruppo di 1.200 euro netti al mese, sottolinea Repubblica indignata, e poi la foto di Eugenio Scalfari, un anno senza di lui, i segreti nell'archivio del fondatore di Repubblica, le follie della social card da 382,5 euro, una tantum commentate dagli economisti progressisti Tito Boeri e Roberto Perotti. Nell'epoca del sovranismo l'ottusità regna sovrana, sentenziano i due accademici. È difficile considerare diversamente la nuova social card di 382,5 euro, una tantum destinata a famiglie meno abbienti per acquistare generi alimentari. In molti si sono soffermati sugli aspetti più folcloristici. Ilvo Diamanti, sociologo, la guerra in Ucraina prosegue, la Russia non ha intenzione di fermarsi senza aver vinto o convinto l'Ucraina a rinunciare al rovesciamento di campo. L'invasione prosegue, Putin appare in difficoltà, convinto che l'operazione militare non sarebbe durata così a lungo. Gli italiani cosa ne pensano? A pagina 11 di Repubblica. Vediamo la sintesi. Stanchi di guerra, gli italiani si sentono lontani sia dalla Russia che dall'Ucraina. Ne hanno piene le scatole gli italici di questa guerra. Con ciò lasciamo la prima pagina di Repubblica, andiamo alla consorella per parte di Loggia, La Stampa di Torino, che apre con un'intervista al presidente della Consob, l'anziano economista Paolo Savona, che veste i panni appunto dell'economista e disegna un quadro complicato per il futuro del paese. L'Italia è a rischio sul deficit e sul debito pubblico. Mentre sul PNRR Gentiloni ha fatto sapere a Fitto che sulla revisione del recovery all'Unione Europea serve tempo. L'intervista a Paolo Savona, pagina 10, anzi 11 della Stampa di oggi. Il deficit sta salendo, è un guaio per il paese. I rialzi dei tassi della Banca Centrale Europea devono avere un limite. Oltre una certa soglia la politica monetaria diventa dannosa. L'avversario non è l'Unione Europea, è l'Italia a dover evitare di firmare certi accordi e poi se non riusciamo a far cambiare le regole all'estero, in borsa dobbiamo adeguare le nostre, in borsa alla Consob, insomma quella da lui presieduta. L'altro tema d'evidenza è la giustizia, Mattarella frena Giorgia Meloni e poi Carol Maltesi uccisa 2 volte, negato l'ergastolo al killer perché lei era disinibita, si fa leva su questo aggettivo per fomentare l'indignazione. In Tunisia invece a Sfax e caccia all'uomo, i tunisini ne hanno piene le scatole dell'arrivo di africani subsahariani, sparano, bastonano, fanno violenze, i video degli spari contro gli immigrati africani in Tunisia. Lo scrittore e poeta Maurizio Maggiani, invece sincero antifascista, comprende il direttore d'orchestra Beatrice Venezi e canto anch'io con lei l'inno a Roma di Puccini lo so a memoria, non è roba da fascismo, e poi il Green Deal è un successo per l'intera Europa, lo stabilisce il vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans, poco sorprendentemente. Invece sbalordimenti, appunto, a proposito di sorpresa, è il titolo del buongiorno di Mattia Feltri, ma sono le 8:30, ci fermiamo. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annui. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. L'alta pressione di origine africana Cerbero torna a proteggere anche al nord e resta piuttosto forte sul resto delle regioni. Nella prima parte della giornata da segnalare solo locali fenomeni temporaleschi quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle Prealpi, anche se avremo diverse nubi pure sul resto dei settori a nord del paese, pressoché sereno invece altrove. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni, temperature sempre piuttosto calde, di nuovo in aumento anche al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Dettagli maggiori sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato le previsioni del giorno.
Moriva oggi, 14 luglio del 98, a 78 anni, Beryl Bryden, cantante jazz e blues britannica. Ella Fitzgerald di lei una volta disse che era la regina britannica del blues. La linea torna a Giulio Cainarca. Grazie a Federico Borsari e in questo caso c'è da concordare con la nostra ascoltatrice, amica Laura da Bologna, canzone deliziosa, deliziosamente cantata, bravo Fede, mi associo a tutto quanto, compreso l'elogio per il nostro Federico, sempre preciso, puntuale e anche di buon gusto nelle scelte musicali. Intanto Sbalordimenti si intitola il buongiorno di Mattia Feltri, forse per una volta ha ragione, sulla Stampa in prima pagina scrive Mattia Feltri, forse per una volta ha ragione Giorgia Meloni, sbalordita e indignata dall'incredibile, inaudito evento dell'imputazione coatta, cioè il giudice respinge l'archiviazione chiesta dalla procura e comanda il processo, inflitta al sottosegretario Andrea Del Mastro delle Vedove. Infatti, prima d'ora, a parte l'imputazione coatta di Beppe Grillo per l'aggressione a un giornalista, di una showgirl per tentata estorsione a Berlusconi, del leghista Stefano Candiani per istigazione a delinquere, dei grillini di Battista e Giarrusso per diffamazione, per 3 collaboratori del ministro Del Rio nel caso Dieselgate, di Alessandro Profumo caso Montepaschi, di Marco Cappato suicidio assistito di J. Fabo, di Cecil Chienghe per aver sostenuto che la Lega è razzista, di Diego Della Valle in Calciopoli, del tesoriere leghista Belsito per diffamazione di Bobo Maroni, di un antagonista milanese per diffamazione di Salvini, di Ignazio Marino per diffamazione del Movimento 5 Stelle, di Guido Crosetto per diffamazione di un grillino piemontese, di vari poliziotti per diffamazione della famiglia Cucchi, di Nichi Vendola per diffamazione di un consigliere regionale pugliese, dell'ex PM Antonino Ingroia per assunzioni illecite, di Berlusconi per rivelazione di segreto d'ufficio nel caso Unipol, di altre centinaia di indagati ogni anno, politici, medici, giornalisti, imprenditori, insegnanti, genitori per colpa nella morte dei loro figli, di un ragazzo che aveva rubato una scatola di cioccolatini da 8 euro. Ecco, a parte questi sparuti episodi, non se n'era mai sentito parlare dell'imputazione coatta, scrive Mattia Feltri in prima pagina sulla Stampa, che lasciamo per andare a vedere che cosa ci racconta La Verità di Maurizio Belpietro. La prima pagina di stamattina è dedicata al piano dei sindaci del PD per levarci cibo, auto e vestiti. Dove nascono le pazzie verdi? Il report di C40, un network finanziato da Clinton e Soros che include i sindaci di Milano e Roma, prevede l'abolizione di carne e latte, l'addio ai mezzi di trasporto privati e al massimo 3 capi di abbigliamento all'anno. Il piano del sindaco Sala e compagnia, abolire la carne e abolire il latte. I 100 sindaci del C40, organizzazione che riunisce le metropoli più inquinanti, incluse Roma e Milano, finanziata da Soros e Clinton, i 100 sindaci, tra cui Sala appunto e Gualtieri, vorrebbero eliminare il consumo di bistecche e formaggi entro il 2030 e consentirci di comprare soltanto 3 vestiti all'anno. Lo Stato nel piatto spaventa soltanto se governa la destra, aggiunge Alessandro Rico. Le penne progressiste, fan di diktat medici e rivoluzione green a tavola, criticano la social card perché Meloni ci dice cosa mangiare. Lo Stato nel piatto è buono soltanto a sinistra, insomma, scrive Alessandro Rico. Sempre sulla Verità di stamani in prima pagina. Paolo Del Debbio su Timmermans e le emissioni zero prima del 2050, il post voto della legge natura. Fabio Fazio Frigna su Discovery Channel, Warner Bros. Sono più libero e più ricco, aggiunge La Verità. Si domanda il direttore Belpietro perché ai pubblici ministeri indagati non si chiedono le dimissioni sulla questione del nodo giustizia in prima pagina sulla Verità. Inutile fare i democristiani con i magistrati d'assalto, scrive il direttore della Verità Belpietro. Sulle prime pagine in TV infuriano le polemiche per le inchieste giudiziarie, con al centro esponenti politici di centrodestra. La chiamano giustizia a orologeria. Giorgia Meloni, impegnata nella riforma di alcuni reati, tra cui abuso d'ufficio, è stata costretta a precisare di non essere in guerra con i magistrati. Mi è tornato in mente il vecchio aneddoto, scrive Maurizio Belpietro, che raccontava Francesco Cossiga. I fatti risalgono a prima che divenisse presidente e quindi
vanno collocati nella seconda metà degli anni 60. Cossiga, insieme a un collega della DC, si recò da Flaminio Piccoli, che a quei tempi ricopriva un incarico di rilievo nella Democrazia Cristiana, scongiurandolo di votare contro la legge che regolava la carriera dei magistrati. Il leader scudo crociato non lasciò loro neppure il tempo di terminare l'esortazione. Per carità, se questa legge non passa, quelli ci arrestano tutti. Scongiurava Cossiga, in sostanza, anzi Flaminio Piccoli, che era importante esponente della Democrazia Cristiana, viene scongiurato da Cossiga di votare contro la legge che regolava la carriera dei magistrati. Ma se facciamo così ci arrestano. La legge ovviamente passò, ma quando arrivò Mani Pulite, la concessione voluta da Piccoli non salvò il tesoriere della Democrazia Cristiana, Citaristi, dalle manette, anzi nel 92 l'intero pentapartito fu spazzato via dalle inchieste delle procure. Qual era la legge a cui i magistrati tenevano così tanto da far temere a Piccoli arresti di massa se non era approvata? Era la legge cosiddetta Breganzone, dal cognome dell'onorevole Vicentino che l'aveva tenuta a battesimo. Fino al 65 chi tra i magistrati desiderava salire di grado era costretto a sottoporsi a una selezione dura ed erano pochi quelli che riuscivano a superare il concorso arrivando in Cassazione. Dal 66 però cambiò tutto e gli avanzamenti furono riconosciuti a chiunque indossasse una toga senza esclusioni di sorta. In pratica si accettava il principio che in magistratura non si faceva carriera per merito ma per appartenenza a una corrente. Vi sembra impossibile che per una funzione così delicata che decide della libertà delle persone e del loro patrimonio si proceda senza valutazione, per automatismi? Eppure è quel che accade da allora. Non si viene promossi per i risultati, ma per i contatti che si hanno. È quanto ha svelato l'inchiesta a carico di Luca Palamara. I metodi della cricca. I magistrati non godono solo di trattamento di favore se c'è da far carriera, ma anche quando incappano in un guaio, mentre i politici sono invitati a dimettersi appena indagati, alle toghe non accade nulla di tutto ciò, scrive il direttore della Verità. A centro pagina sulla Verità Mario Giordano, il dogma del clima killer fatto a pezzi dai dati, ci sono extra morti anche nei mesi freddi, e poi Fabio Amendolara su un'incredibile coincidenza, il link tra Ciro Grillo e la Russa Junior. Le due ragazze sono compagne di scuola. I casi di Ciro Grillo e di Leonardo Apache, la russa, hanno in comune una scuola di Milano e una classe di ferro, quella del 2000. Infatti le due presunte vittime sono entrambe nate nel 2000 e entrambe hanno frequentato la stessa classe dell'istituto superiore, almeno all'inizio. Poi la giovane che accusa il figlio di Ignazio La Russa ha lasciato e si è iscritta a un altro liceo, scrive Amendolara, un altro liceo meno conosciuto, dove ha incontrato il suo presunto abusatore di quasi 2 anni più giovani. Ma nelle due vicende ci sono anche altri punti in comune. Due ragazze delicate che hanno problemi ad accettarsi e condividono con le amiche le loro fragilità. C'è un filo rosso, scrive Fabio Amendolara, che unisce i casi Grillo e La Russa. Le ragazze che accusano i rampolli del fondatore dei 5 Stelle e del presidente del Senato hanno frequentato la stessa scuola a Milano. Il cellulare di Leonardo Apache intestato allo studio legale del padre. Sulla notte folle sentito il titolare del locale. Infine, sempre dalla Verità in prima pagina, c'è da segnalare ancora l'articolo di Valerio Benedetti sull'intelligenza artificiale e gli stipendi bassi. Maxi sciopero a Hollywood. Gli artisti incrociano le braccia mentre gli Stati Uniti indagano su chat GPT. Gli studios di Hollywood chiusi per la prima volta in 60 anni. Attori e sceneggiatori scioperano per protestare contro le basse retribuzioni e l'uso futuro dell'intelligenza artificiale in televisione e nei film, che minaccia le professioni creative. Intanto, negli Stati Uniti si indaga su OpenAI, l'organizzazione che ha creato ChatGPT, per verificare se siano state violate le leggi sulla tutela dei consumatori, scrive La Verità, che in primissimo piano porta anche un'intervista a Marco Zanni, capogruppo di Identità e Democrazia, il gruppo della Lega sostanzialmente a Bruxelles. È folle che il Partito Popolare Europeo insista a collaborare con i socialisti. L'alleanza con popolari e conservatori è un progetto ambizioso, ma è ciò che vogliono
I cittadini, afferma Zanni, verrà tolto 1 milione di ettari di terreno con la legge sul ripristino natura, ma l'autonomia alimentare è fondamentale. Il ripristino dei corsi d'acqua liberi è totalmente ideologico e distruttivo, insomma, le ecomanie. Mentre Mantovano frena Nordio sulla riforma del concorso esterno in associazione mafiosa. E poi ancora dal primo piano della Verità, Elkann va in miniera, un patto con Volkswagen per estrarre metalli e spingere l'auto elettrica. L'accordo tra Stellantis, la ex Fiat, e i tedeschi di Volkswagen a caccia di rame e nickel per le auto. E anche il ministro Urso annuncia verranno riaperte le miniere in Italia per il settore automobilistico e non solo. In un'intervista di Martina Pastorelli a pagina 13 della Verità, a Stephen Shaw, un esperto di dati britannico, far entrare più immigrati non serve per risolvere la crisi di natalità in Italia. Il numero di neonati crolla ovunque, le difficoltà scoraggiano, il mondo sovrappopolato è una bufala, siamo in tanti soltanto perché viviamo di più, dice lo studioso britannico, appunto intervistato, l'esperto di dati Stephen Shaw, documentarista e studioso appunto britannico intervistato oggi dalla Verità. Con ciò lasciamo la Verità, andiamo a vedere anche Libero. L'apertura di Libero è dedicata stamani a Salvini che stronca gli scioperi, tocca lavorare, la sinistra impazzisce. Il commento di Francesco Storace: dai democratici alla CGIL fino a Sumaoro, insulti e critiche al leghista che osa dimezzare gli orari degli stop ai treni. Perseguitato Berlusconi pure da morto, dell'Utri e Forza Italia, nuova indagine. E poi l'articolo di fondo oggi è affidato a Filippo Facci, le solite bugie di Travaglio e soci, le accuse a Nordio. Quelle che seguono sono parole dette, scritte, stampate e ristampate di Giovanni Falcone sul reato di concorso esterno in associazione mafiosa. Due punti, virgolette, la legge La Torre, 416 bis, studiata per perseguire specificamente il fenomeno mafioso e porre rimedio alla mancanza di prove dovuta alla limitata collaborazione dei cittadini e alla difficoltà intrinseca nei processi contro mafiosi di ottenere testimonianze, non sembra abbia apportato contributi decisivi nella lotta alla mafia. Anzi, c'è il pericolo che si privilegino discutibili strategie intese a valorizzare ai fini di una condanna elementi sufficienti solo per aprire un'inchiesta. Queste erano le parole di Falcone nel libro Cose di Cosa Nostra, che è il long seller sulla mafia più venduto della storia, e verrebbe da chiuderla qui, se non fosse che oggi ci sono personaggi che dicono proprio il contrario. Smantellare il concorso esterno in associazione mafiosa, come annunciato da Nordio, ha detto Salvatore Borsellino, di professione fratello e testimonial, vuol dire sconfessare la legislazione voluta da Falcone e Borsellino. Questa sciocchezza, sottolinea Filippo Facci, è stata detta a Repubblica, ma anche sul Fatto Quotidiano. La morale si riaggiornava nell'editoriale di ieri. Sta alla Meloni decidere se la sua destra è quella di Borsellino o quella di Berlusconi, scrive Travaglio. Le bugie di Travaglio e soci. Il Fatto strumentalizza la lotta alla mafia per attaccare l'ex magistrato Nordio sulla possibile modifica del concorso esterno in associazione mafiosa, ma perfino Falcone, nel libro del 91, Cose di Cosa Nostra, stroncava il concorso esterno in associazione mafiosa. Ancora dalla prima pagina di Libero, PD pacifista, in Italia sì, in Europa no, contro Ordine Compagni, i deputati della Schlein in Europa votano a favore dell'uso del PNRR per le armi all'Ucraina. A Roma hanno chiesto il contrario. Intanto, scrive Gianluigi Paragone, criticano la social card ma tassano i poveracci. E poi la grande balla di Giorgia Meloni battuta nell'Unione Europea sulla riforma verde, smentita da Pietro Senaldi. Vittorio Feltri che si occupa degli imputati vittime delle guerre tra magistrati, i ricorsi dei pubblici ministeri contro gli assolti. È in corso la discussione sulla riforma della giustizia. Su un punto si è sempre sorvolato, sui gradi di giudizio, che sono 3. Primo grado, appello, Cassazione. La parola decisiva è l'ultima. La cosa strana è che se l'imputato in prima istanza viene assolto, il pubblico ministero può ricorrere. A questo punto interviene la Corte d'Appello che riesamina le carte e probabilmente ribadisce l'assoluzione. Non è finita perché anche il secondo pubblico ministero
rinvia i documenti, scrive Vittorio Feltri, alla Cassazione, che magari ribalta tutto. Gli imputati vittima delle guerre tra toghe. Il caso Stasi. Alberto Stasi è stato incarcerato nonostante in precedenza fosse stato dichiarato innocente per ben 2 volte. Chi viene assolto in prima istanza da un tribunale andrebbe lasciato in pace evitandogli un nuovo processo, sostiene Vittorio Feltri. Chiudiamo con il rischio che finiscano all'asta 140.000 case. Se ne occupa Attilio Barbieri. Uno studio ha detto: i tassi sono alle stelle, i mutui diventano insostenibili. Sono poco meno di 1 milione le famiglie italiane che inseguono disperatamente le rate di mutui e prestiti senza riuscire a saldarle. Sui 3 milioni e mezzo di nuclei che hanno acceso un mutuo, 140.000 rischiano di perdere la casa, mentre i numeri 1 di Fed e BCE si interrogano se, ma soprattutto quando, alzare nuovamente i tassi di interesse. C'è un numero crescente di famiglie che faticano a rimborsare le rate di prestiti e mutui. A pagina 3 di Libero c'è la crociata di Sumaoro e compagnia contro gli aiuti ai poveri, cioè le proteste contro la social card. Il paladino dei migranti, la sua vicenda è finita lì, cioè, ce ne siamo dimenticati tutti del Sumaoro, attacca la Meloni per i 380 euro dati a 1,5 milioni di italiani, perché favorisce la grande distribuzione organizzata. I supermercati, Repubblica e La Stampa rilanciano, Schlein al solito strapparla. L'onorevole Sumaoro, deputato del gruppo misto, non più sinistra, ha detto in sostanza ancora una volta il governo Meloni inganna i cittadini. L'inganno questa volta viene adoperato con la social card, viene premiata la grande distribuzione organizzata, i giganti del cibo, coloro che da anni continuano a imporre i prezzi dei prodotti ai contadini. Per fortuna dei contadini li difende il Sumaoro. Mentre sempre da Libero andiamo a vedere un altro articolo, ci risiamo con i pubblici ministeri che vogliono processare Silvio anche da morto, e poi il testamento modello di Berlusconi secondo gli avvocati. Ora impugnarlo è un'impresa. Scrive Libero, le ultime volontà di Berlusconi dimostrano che il capofamiglia ha usato metodi e obiettivi chiari per preservare le aziende e i beni e non creare problemi nella successione. È un testo da studiare. Più soldi ai capigruppo, dicono sì anche i 5 Stelle, e poi il piano del governo sul meridione, zona economica speciale, zona protetta. L'Europa ha accolto la proposta del ministro Fitto per rilanciare il Sud. Lo sviluppo dovrebbe partire dall'occupazione per ridurre il divario col resto del paese. Il Sud, il Mezzogiorno d'Italia, diventerebbe un'unica zona economica speciale, ZES. Si renderebbe strutturale la decontribuzione, cioè meno tasse per chi investe nelle realtà del Sud. La balla della Meloni sconfitta in Europa l'abbiamo già vista, e poi la politica estera con Biden che dice che Putin è sconfitto pure. Con ciò lasciamo anche il primo piano di Libero. C'è da segnalare anche nelle pagine interne un'intervista a Matteo Bassetti, direttore malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova, volto noto dell'epoca Covid. I medici Novax mi accusano, ebbene li faccio radiare tutti, dice Bassetti, che contrattacca dopo l'esposto all'ordine. Sono 123 i dottori secondo cui Bassetti durante la pandemia ha tra l'altro propagandato l'efficacia di un siero sperimentale. La replica di Bassetti: si sono autodenunciati e adesso li rovino. Sono contento, ho ricevuto molti attestati di solidarietà. Ho curato 7.000 persone, in maggioranza non vaccinati. Intanto da Libero, lasciamo Libero, andiamo a vedere anche la pagina lombarda, peraltro, l'apertura del dorso lombardo di Libero. Milano è capitale dello sballo, la vera emergenza ora è il crack. A parlare il direttore del Dipartimento Dipendenze. Consumi in salita e si rischiano patologie mentali gravissime. Impazza anche il Coca Delivery, un altro capitolo serio. Ci sono corrieri che non portano roba come Amazon, portano droga nelle case dei cittadini che li ordinano a domicilio, giusto appunto. E allarme droghe, a Milano è tornato il crack, dice Riccardo Gatti, direttore del Dipartimento Dipendenze. Consumi in salita, si rischiano patologie mentali gravissime. Occhio all'outlet dello sballo, aggiunge Gatti. Su Milano il problema sta diventando molto pesante, assai drammatico, a dire il vero. E con questo lasciamo anche Libero
e andiamo a vedere adesso le prime pagine. La prima pagina, anzi, del Quotidiano di Sicilia, che apre stamattina con due casi particolari, Acireale e Sciacca, anni e anni di vane promesse, ed ecco come è sparito il termalismo in Sicilia. Il turismo termale è un turismo pur sempre importante. Impianti chiusi rispettivamente da 14 e 8 anni, una risorsa milionaria colpevolmente dimenticata. Metti insieme un tassello dopo l'altro e anche gli impianti termali sono un tassello per far girare l'economia. Mancano i giudici, ma 400 fanno i consulenti, inutile contrasto tra governo e Associazione Nazionale Magistrati, sottolinea il direttore Carlo Alberto Tregua. Insomma, continuano a dire che mancano i giudici, ma questi giudici fanno consulenze a destra e a manca. Nel forum col presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, 26 marzo del 22, sul Quotidiano di Sicilia, ho raccolto la sua testimonianza sulla carenza di organico dei magistrati. Mancano 1400 giudici, ma gli ho posto una domanda sul numero di giudici distaccati nelle stanze dei ministeri o in altri luoghi che non fanno la professione per cui hanno vinto il concorso, e sono circa 400. Ora, mi è sembrato del tutto illogico, scrive Tregua, che una forte carenza di magistrati sia peggiorata da un ulteriore distacco di 400 unità. Ma tant'è, diceva Santa Lucia, il governo ha bisogno di magistrati consulenti e la questione non è modificabile. D'altro canto i concorsi lunghissimi non sono mai coperti dai vincitori, per cui su 300 posti ne vengono occupati 250, eppure ci sono migliaia di giovani che vorrebbero fare i giudici, scrive il direttore del Quotidiano di Sicilia, che si occupa in seconda pagina della ZES, zona economica speciale unica per il Sud Italia, l'ok dell'Unione Europea alla proposta del governo. Poi la Corte Costituzionale che ha giudicato illegittima la legge regionale sul piano casa, interventi che impattano sul territorio sottratti ad ogni tipo di controllo. La sentenza numero 90 del 23. La legge regionale sul piano casa è illegittima, non può più essere applicata. Lo sono alcuni articoli che inficiano la ratio della legge, così in primo piano sul Quotidiano di Sicilia. Dal Quotidiano di Sicilia passiamo a Italia Oggi, poi ascolteremo anche oggi il diritto e rovescio audio-video del direttore Pierluigi Magnaschi. Avvisi fiscali con troppi errori è il titolo d'apertura. Il 2022 ha registrato un'impennata dei falsi positivi con 450.000 comunicazioni annullate in autotutela, corrispondenti ad oltre il 6% del totale degli invii di avvisi fiscali. Sono ancora troppo elevate le percentuali di atti di accertamento, esiti delle liquidazioni automatizzate delle imposte, comunicazioni di irregolarità e inviti all'adempimento spontaneo inviati ogni anno dall'Agenzia delle Entrate ai contribuenti italiani che risultano errati. Molti di questi vengono corretti o annullati dalla stessa amministrazione finanziaria. Sono il 6% del totale, non poco. Mentre sempre dalla prima pagina di Italia Oggi, il corsivo, diritto e rovescio, poi andiamo in pausa, una pausa musicale anche un po' più lunga. Al Parlamento europeo di Strasburgo è stata approvata per il rotto della cuffia la legge per proteggere la natura. Il gruppo dei partiti di sinistra è euforico, ma non tiene conto che con questo voto si sono create le premesse per un Parlamento europeo molto diverso da quello attuale. Tutti sono più o meno d'accordo su un percorso ecologico. Le divergenze scoppiano sulla velocità della riforma. In Germania le restrizioni verdi fanno crescere dell'1% alla settimana l'estrema destra dell'AfP, Alternative für Deutschland, AfD, che è già diventato il secondo partito dopo i popolari con oltre il 20% e fa precipitare socialisti e verdi. Il potentissimo premier olandese Rutte, dopo essersi scontrato con i suoi agricoltori, ha annunciato che non si presenterà alle elezioni. Inoltre l'Unione Europea produce solo l'8% della CO2 mondiale, mentre paesi come Cina e India produrranno come vogliono. Vale il motto della gatta frettolosa che partorì gattini ciechi. Scrive Magnaschi. L'odissea di una donna qualunque in una Roma senza taxi è in prima pagina, l'articolo del nostro Antonino Danna su Italia Oggi, poi a pagina 8, come sempre molto vivido ed efficace. Ci fermiamo, compresa un brano musicale.
La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. E la linea torna a Giulio Cainarca. Eccoci qua, facciamo in tempo a vedere anche la prima pagina del manifesto, il quotidiano comunista. Profondo Nordio, il titolo principale, retromarcia sull'abolizione del reato di concorso esterno. Il sottosegretario Mantovano silura Nordio, Meloni da Mattarella che chiede di abbassare i toni sulla giustizia. Lo show di Santanchè non mollo e mi arricchirò con le querele. E poi le cluster bomb arrivano in Ucraina. Le bombe a grappolo statunitensi sono arrivate in Ucraina, scrive il manifesto. Lo ha confermato ieri il generale ucraino Oleksandr Tarkhnavsky, che smentisce le accuse russe. Secondo Mosca, le forze armate di Kiev avrebbero già utilizzato questo tipo di ordigni e il Cremlino minaccia. Ora che l'esercito nemico inizierà a utilizzare questo tipo di arma in modo sistematico, anche noi ne intensificheremo l'utilizzo. Le polemiche internazionali dei primi giorni si sono molto attenuate, lasciando il posto agli equilibrismi geopolitici e all'espansione della NATO. Ora, secondo il ministro della difesa ucraino, Oleksiy Reznikov, Kiev riceverà oltre 1,5 miliardi di euro in aiuti militari dai suoi alleati internazionali, fra cui missili Scalp a lungo raggio, carri armati Leopard, altri Patriot, addestramento di piloti di F-16.
E anche l'Unione Europea paga le munizioni per Kiev, primo finanziamento diretto. Dopo mesi di braccio di ferro, il Parlamento Europeo ha approvato il piano ASAP, l'acquisto diretto di munizioni per l'Ucraina, 500 milioni direttamente all'industria degli armamenti, un'autentica prima europea. A votare contro pochi dissidenti, pochi anche a sinistra, sottolinea il manifesto. Dal manifesto al Sole 24 Ore, il sì dell'Unione Europea a tutto il Sud, zona speciale. Il quotidiano di Confindustria mette in rilievo oggi soprattutto questa notizia, parere positivo della commissaria europea alla concorrenza Margrethe Vestager, anche se vanno rispettate le regole sugli aiuti di Stato. Alla proposta del ministro Fitto di trasformare le attuali 8 zone a economia speciale, ZES del Sud, in un'unica macro area. Commissaria e ministro hanno anche avviato il confronto per rendere strutturale la decontribuzione. La proposta italiana mira a estendere a tutto il Sud le misure di semplificazione e accelerazione delle procedure e di sostegno alle imprese delle zone economiche speciali. Il ministro Lollobrigida invece interviene sulla social card per famiglie bisognose e per il sostegno anche alle filiere produttive. Operativa come le carte dei buoni pasto, la social card dedicata a te, con un plafond di 382,5 euro, non solo permette alle famiglie più bisognose di fare la spesa di generi alimentari, ma stimola anche le filiere agroindustriali nazionali, spiega il ministro Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare e Foreste. Tra fondi statali e scontistica si immettono nel circuito 570 milioni, dice il ministro. Il ministro Lollobrigida. Il Dubbio, il quotidiano degli avvocati, apre invece sul concorso esterno che è al limite della legalità giuridica. L'appello del giurista Vincenzo Maiello. La politica trovi il coraggio e metta mano a una norma fumosa e cervellotica, come la definiva peraltro anche Falcone. Ogni giorno che passa la giustizia offre nuove tracce su cui discutere. Tra queste la possibilità, paventata mercoledì scorso dal guardasigilli Nordio, di modificare il concorso esterno in associazione mafiosa. È giunta l'ora, secondo il professor Vincenzo Maiello, ordinario di diritto penale all'Università di Napoli Federico II, che il legislatore se ne occupi seriamente. Sarebbe ora, dice il professor Maiello, che una delle frontiere avanzate del contrasto penale alle condotte di sostegno delle associazioni mafiose formasse oggetto di una disciplina parlamentare, ponendo fine a un travaglio giurisprudenziale più che trentennale. La giurisprudenza ha svolto un compito paranormativo nella latitanza del legislatore, afferma il professor Maiello. Chi critica quell'artificio giuridico si becca del mafioso, osserva Davide Varì, sempre in prima pagina sul Dubbio, il quotidiano degli avvocati penalisti. Detto questo, io vorrei ritornare anche ad alcuni degli articoli di ieri che abbiamo lasciato indietro, oltre alla questione, sulla questione della sanità, chiedo scusa, c'era anche da segnalare ieri un articolone di Avvenire che riguardava il voto sul rapporto Covid dell'Unione Europea, un voto che ha significato anche alcune cose, cioè l'intento principale, la novità principale di questo voto. Il Parlamento europeo, chiedo scusa, ha votato a maggioranza sul rapporto COVI. Il rapporto COVI cosa significa? Nel marzo 22 nasce la commissione COVI, un gruppo di 38 eurodeputati che esaminano i fatti Covid dal 2020 in avanti per stilare un rapporto per consentire all'Unione Europea di mettere in campo azioni comunitarie di prevenzione sanitaria e di politica industriale in campo farmaceutico. Quel rapporto è stato votato appunto l'altro ieri dal Parlamento europeo a Strasburgo e ha messo nero su bianco per la Commissione europea gli indirizzi su cui l'Unione Europea potrebbe e dovrebbe impostare le proprie decisioni in futuro, a cominciare da una novità dirompente che diventerà il tema centrale forse nell'agenda delle elezioni europee del prossimo anno, cioè la necessità di un'unione della salute dotata di un'infrastruttura pubblica per vaccini e farmaci, modellata sull'esempio del National Institutes of Health americano, con margine di manovra e budget autonomi, il che significa mai più decisioni in ordine sparso, come è avvenuto durante i mesi dell'emergenza Covid, con la mancata collaborazione tra gli Stati membri per mascherine e camici, e soprattutto mai più dipendenza da attori esterni, in primo luogo dalle grandi aziende farmaceutiche alle quali si sono affidate cifre da capogiro
necessarie per la produzione e l'acquisto dei vaccini anti-Covid. La questione non è di poco conto in tempi di sovranismo, tant'è vero che la raccomandazione del rapporto è stata la proposta dell'agenzia pubblica in questione, appunto, tipo il National Institute of Health americano, è stata al centro di un acceso dibattito all'interno della Commissione e ha anche rischiato di sparire del tutto. La relatrice, Dolors Montserrat, ex ministra spagnola della Sanità ai tempi del governo Rajoy, alla vigilia del voto ha depositato un emendamento soppressivo dell'articolo che poi è stato respinto. A dar corpo all'idea di creare questa specie di super istituto europeo, di super entità, diciamo così, una autorità propria dotata di una propria infrastruttura pubblica, insomma, e di autonomia di budget per affrontare prossime e future pandemie, a dar corpo a questa idea e a promuoverla è stata sostanzialmente l'italiano Forum delle diseguaglianze e delle diversità, a partire dal lavoro e dallo studio redatto per la commissione Covi dall'economista dell'Università Statale di Milano Massimo Florio, insieme alle colleghe Simona Gamba e Chiara Pancotti, e già ripreso con evidenza da Avvenire. In questo studio è emerso un dato dirompente sul peso degli investimenti in ricerca per i vaccini Covid: 30 miliardi pubblici contro appena 16 delle aziende farmaceutiche, che in cambio del favore, grazie alla pandemia, hanno accumulato e continuano ad accumulare profitti astronomici. Il voto sul rapporto è per noi fondamentale per questo, spiega lo stesso professor Florio. Il Parlamento europeo impegna la Commissione con una raccomandazione formale a muoversi verso l'istituzione di un'infrastruttura pubblica che superi la semplice sovvenzione alle aziende private a cui abbiamo assistito durante la pandemia, spiega Florio, col risultato che vengano valorizzate le potenzialità di un'Europa unita per la ricerca scientifica e gli acquisti di vaccini, dispositivi medici e farmaci da rendere accessibili a tutti a prezzi equi. Di più, c'è un altro aspetto importante del rapporto che riguarda la trasformazione di HERA, la direzione della Commissione europea per le emergenze sanitarie, nata durante il Covid per gestire gli acquisti di vaccini, in un'agenzia autonoma, con budget maggiore, missione più ampia e più trasparenza, perché questa autorità HERA in tempi di Covid è stata strutturata come una direzione generale della Commissione, formata da una ventina di funzionari, tra cui nessuno scienziato, e articolata come stazione appaltante dei contratti di acquisto di vaccini e farmaci senza gare, continua il professor Florio. Quei contratti per cui solo alla fine del 2021, secondo la Corte dei Conti, l'Unione Europea ha speso la bellezza di 71 miliardi di euro e che sono stati stilati con enormi lacune tecniche, a cominciare dalla possibilità di rinegoziarli se l'emergenza fosse finita, cosa che è effettivamente avvenuta. Non a caso il tema della mancata trasparenza sui vaccini ha trovato un consenso trasversale all'interno della commissione Covi, anche da parte di chi, come gli esponenti di Identità e Democrazia, in particolare gli eurodeputati leghisti, dell'Unione della Salute e di Infrastrutture Pubbliche non vogliono sentir parlare. Spiega l'eurodeputata leghista Stefania Zambelli: il nostro giudizio su questo rapporto della Commissione Covi è positivo, anche se ci siamo astenuti per la contrarietà sul punto della creazione di una struttura unica. L'autonomia degli Stati in materia sanitaria non può essere messa in discussione, a maggior ragione per l'Italia, che quell'autonomia riconosce a livello regionale, dice l'eurodeputata leghista. Su contratti e vaccini invece siamo tutti d'accordo, sono stati fatti troppi errori e perfino noi, membri della Commissione, durante le audizioni non siamo stati messi nelle condizioni di avere accesso, per esempio, ai colloqui tra von der Leyen e i vertici della Pfizer, senza contare la questione del contenuto dei vaccini e degli effetti avversi. Altro capitolo spinoso, visto che se il rapporto ha in questo caso escluso le rivendicazioni dei Novax presenti tra gli eurodeputati della Commissione, tuttavia ha messo nero su bianco per la prima volta gli errori di comunicazione commessi dalle agenzie, a cominciare dall'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, proprio sui vaccini e sui danni che in alcuni casi hanno causato. Per cui ci doveva essere chiarezza, si legge al punto 222, proprio come c'è stata sui loro benefici, cioè contribuire a salvare milioni di vite e a prevenire gli effetti gravi del virus. Una constatazione a cui si accompagna l'invito diretto, sempre all'Agenzia Europea del Farmaco, l'EMA, a pubblicare linee guida per tutti i futuri vaccini affinché gli effetti avversi vengano
evitati nel rispetto della sicurezza dei pazienti. Il rapporto europeo sul Covid, votato l'altro ieri dal Parlamento europeo, appunto, è anche la plastica rappresentazione, scriveva ancora Avvenire ieri, pagina 4, la rappresentazione della situazione drammatica in cui versano tutti i sistemi sanitari, che ovunque hanno fatto i conti con i danni causati dai tagli sulle spese per la ricerca, per la prevenzione e per il personale, oltre che dal mancato investimento sull'assistenza a domicilio. Ciò che con evidenza non sono state emergenti per il nostro Paese. Dal punto 257 fino al 273 la Commissione impegna l'Unione Europea ad agire su un'agenda sanitaria permanente sulla salute che rimetta al centro come priorità investimenti, rafforzamento dei sistemi, sorveglianza epidemiologica, coordinamento negli interventi. Altri passaggi forti sono dedicati dalla Commissione all'emergenza della salute mentale, in particolare quella dei più giovani. Infine la questione Big Pharma e la decisione mai presa, seppur caldeggiata, di sospendere i brevetti, un punto su cui il rapporto ha perso un'occasione, secondo il professor Florio. Qui c'è da tornare un po' indietro nel tempo, perché il Parlamento europeo si era espresso a maggioranza a favore della decisione, ma in sede WTO, Organizzazione Mondiale del Commercio, questa era stata ostacolata. Risultato: si torna al tema dell'investimento pubblico che ha determinato il guadagno dei privati. I brevetti alle grandi aziende farmaceutiche resteranno per i prossimi 19 anni, sottolinea il professor Florio, che nel suo studio ha detto sostanzialmente questo: ci abbiamo messo soldi pubblici per far fare profitti alle aziende farmaceutiche private e oltretutto i loro brevetti rimarranno proprietà delle grandi aziende farmaceutiche per i prossimi 19 anni. Il testo del rapporto su questo punto è molto timido e contraddittorio, perché si legge che il sistema di protezione dei brevetti incentiva le aziende a investire, a produrre strumenti medici nuovi, ma poi l'effetto dei brevetti può portare a un'offerta di mercato limitata e a un accesso ridotto ai farmaci e ai prodotti farmaceutici. Così il rapporto ha perso un'occasione, secondo il professor Florio. Questo per quanto riguarda Avvenire ieri. Ma Avvenire ieri ci dava anche un altro articolo interessante, ve lo voglio citare oggi con un giorno di ritardo: Lombardia soffocata dallo smog. Concentrazioni di biossido d'azoto oltre i limiti consentiti. In un mese sono stati registrati 44,8 microgrammi per metro cubo dovuti alle emissioni del traffico. Cittadini per l'aria denuncia: le vie dello shopping e intorno alle scuole sono le aree più colpite, con gli abitanti esposti a livelli 6-7 volte superiori al limite imposto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'inquinamento atmosferico è visibile. Monitorando un mese, compreso dal 4 febbraio al 4 marzo, sono state messe in luce le concentrazioni di biossido d'azoto ben sopra il limite massimo consentito. Dai campionari posizionati, la media mensile di biossido registrata in Lombardia è stata pari a 44,8 microgrammi per metro cubo, valore superiore ai 40 microgrammi per metro cubo che rappresentano il limite medio su base annua. Questo inquinante, particolarmente nocivo alla salute, deriva dalle emissioni del traffico e dai veicoli diesel, scrive Avvenire. Intanto, a proposito di notizie da Milano, sentite questo racconto nudo e crudo di cronaca comparso ieri sul Corriere della Sera, in cronaca milanese appunto. Alto, magrissimo, una trentina d'anni, origini marocchine, Muad, nome di fantasia, ha iniziato nel marzo del 2019 a lavorare in prima linea nel cuore dello spaccio a Rogoredo come pusher e palo. La sua testimonianza è preziosa e unica, racconta da dentro l'inferno, scenari che istituzioni, volontari e operatori possono soltanto immaginare. Molte cose, grazie allo sforzo delle stesse istituzioni e del terzo settore, sono migliorate rispetto a 4 anni fa, altre restano uguali, se non peggio. Prima, racconta questo spacciatore, tra virgolette, lavoratore, diciamo così, dello spaccio a Rogoredo, prima c'erano alcune regole non scritte che eri obbligato a seguire. Almeno noi, con tanta esperienza, non facevamo entrare ragazzi troppo giovani né donne incinte, anche per ragioni di sicurezza. Adesso è saltato tutto. L'obiettivo è fare in breve tempo flus, cioè i soldi. Non ci sono più scrupoli di nessun tipo, nessuna remora, nessuna umanità.
Dentro l'area di spaccio, che si è spostata vicino ai binari del treno, dal lato opposto di via Sant'Arialdo, rispetto al boschetto, vive una ragazza incinta al 9° mese. Sta tra le baracche e le tende, che sono state costruite per attirare la gente. Per le ragazze funziona così. Se c'è una bionda con gli occhi azzurri è come avere una Ferrari, si vende per una dose, poi man mano resta incinta o si spegne e viene buttata via, come se fosse una merce da poco. Continua Muad. Tra noi lo chiamiamo cimitero dei viventi o anche pronto soccorso perché è aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che piova o faccia caldo. Scavalchi il muretto, entri dentro e ti curi, o meglio, ti uccidi. Con €1 puoi assaggiare, con €2 ti compri un punto, con €7 hai sia coca sia eroina sulla bilancia e non ti serve nient'altro per ore. Funziona secondo le leggi del mercato. Il clan marocchino, El Manzuri, controlla ingressi e uscite, ma certo non da solo. Chi comanda non viene mai arrestato, resta al centro fino a quando non viene punito. Muad si prende la testa tra le mani, rabbrividisce e deve stare attento a non farsi riconoscere. Non ho mai parlato neanche in carcere, mai. Se lo faccio adesso è perché qualcosa mi è scattato dentro, come un istinto di sopravvivenza. Vorrei mettere in guardia qualcuno. Non entrateci, non ti lasciano più uscire. L'eroina viene tagliata con il Crocodile, che potenzia l'effetto anche 3 volte, ma è una sostanza da cui è impossibile disintossicarsi. Per aumentare il peso viene aggiunto anche il metadone, così hai 2 scoppiature, 2 momenti di flash, ma anche infezioni dolorosissime. Quella sostanza ti mangia la pelle. All'inizio questo Muad, nome di fantasia, spacciava soltanto, senza farsi, ma dopo poco è diventato tossicodipendente, lo è stato per anni. Da qualche settimana è in comunità, prova a disintossicarsi, fortunato per aver trovato un posto che lo ha accolto. In Lombardia, per contrastare le dipendenze, le risorse sono stanziate, ma da novembre aspetta che Regione convochi il comitato di indirizzo per sbloccare i fondi. 20 milioni. Nel boschetto, racconta ancora Muad, il clan vendeva più di 1,5 kg di eroina, quasi 1 di coca al giorno. Si fa presto a calcolare il giro d'affari. Ognuno di noi doveva piazzare 10 pacchi, cioè 5 grammi di coca, 20 di eroina. Davamo ai capi 650 euro e noi guadagnavamo 100, meno di quello che ci serviva per farci. Adesso le quantità sono un po' diminuite, anche perché c'è concorrenza della Casa Rossa vicino al Corvetto, dove comanda uno che si fa chiamare Felix. Alla casa lavora tanta gente, la droga è meglio di Rogoredo, anche se costa un po' di più, e non rischi di essere rapinato dai tunisini che a Rogoredo sono diventati aggressivi. Ma la compri in buste chiuse, ti devi fidare e la bilancia non c'è neanche. Rogoredo e Corvetto sono alleati. Diverso per il Parco Nord, lì i fuochi d'artificio annunciano che è arrivata la roba e sparano fin troppo spesso. Richiamano con i fuochi d'artificio chi deve fare la spesa di droga. È ancora l'inferno. Rogoredo e non solo. Racconto shock di un pusher. Scenari peggiorati, scrive il Corriere della Sera ieri. Con ciò noi ci salutiamo qui, più o meno, insomma, abbiamo da segnalare, anzi vorrei segnalarvi un bell'articolo su Agenda Digitale, poi facciamo in tempo a dare una spolverata anche alle pagine interne dei giornali di oggi, ma proprio velocissimamente. Un bell'articolo su Agenda Digitale a proposito del caso Snowden, intercettazioni di massa 10 anni dopo, l'eredità del grande scandalo privacy. A 10 anni dalle rivelazioni di Edward Snowden, uno dei più grandi scandali che abbiano mai coinvolto le istituzioni americane, esaminiamo l'impatto del Datagate sulla nostra concezione di privacy, sorveglianza governativa e sul delicato equilibrio tra sicurezza nazionale e diritti individuali. Le sfide che ancora persistono, scrive Anna Cataleta e Andrea Grillo su Agenda Digitale, lo trovate in primo piano. Dicevamo adesso di dare un'occhiata anche, un attimo soltanto, un'occhiata la diamo anche alle pagine, alcune pagine interne dei quotidiani di oggi, molto velocemente prima di salutarci e di ascoltare il Qui Parlamento e magari un altro bel brano musicale. Dicevamo, dai quotidiani di oggi vi segnalo molto rapidamente su Avvenire, pagina anche qui dedicata alla sanità. Bisogna investire per salvare la sanità italiana, è il piano del sindacato CISL che in 16 punti propone per il governo una riorganizzazione del sistema delle cure e dell'assistenza, risorse, posti letto, medicina di territorio, investimenti, chiede
la CISL. Costruire un sistema integrato di assistenza è l'obiettivo di fondo del documento intitolato La cura della persona, il valore del lavoro, che la CISL propone alla riflessione del dibattito pubblico, dopo che l'emergenza Covid ha evidenziato il grande valore e i limiti del Servizio Sanitario Nazionale. Mentre sempre su Avvenire la questione dei più soldi, 1.200 euro ai capigruppo, ma anche la Lega che va all'attacco sull'accoglienza. Muore un bimbo soccorso, peraltro, piccola vittima a bordo della nave Dattilo. A terra i racconti di 3 madri disperate raccolti dai volontari. Fedriga e Zaia, offensiva nel nord. Basta ospitalità diffusa e tensione nei piccoli comuni, scrive Avvenire. Ancora da segnalare oggi cosa abbiamo sulla pagina economica del Corriere della Sera, la questione dell'agricoltura e dell'ambiente. Il governo attacca l'Europa sulla legge sul ripristino della natura, Tajani, Salvini, Lollobrigida e il ministro Picchetto contro questa legge. E poi c'è un'intera pagina che il Corriere dedica in pagina economica all'intelligenza artificiale. Arriva in Italia Bard, così Google sfida OpenAI. Il chatbot è collegato al web per l'espansione dell'immaginazione. Questo l'obiettivo di fondo. Con questo ci salutiamo, buona prosecuzione di ascolto, buona mattina a tutti da Giulio Cainarca. Il piano ecologico europeo è stato approvato per il rotto della cuffia. Chi esulta dovrebbe però pensarci meglio. L'ecologia infatti è una battaglia giusta, ma non la si può fare troppo in fretta. I costi per le gente infatti rischiano di essere troppo alti. Faccio un solo caso. Bisogna cambiare macchina, ma chi non ha i soldi per cambiarla, ecco, bisogna valutare le conseguenze politiche di questa fretta. Ad esempio, in Olanda il premier Rutte, che caso unico al mondo, è premier da 4 legislature consecutive, ha dovuto soccombere alla protesta degli agricoltori, dei quali si mettevano in discussione gli impianti e le aziende, non si presenterà più. In Germania il partito di estrema destra sta crescendo proprio per queste reazioni contro l'ecologia affrettata al ritmo dell'1% la settimana, mentre i socialisti e i verdi stanno precipitando. In Francia sarà proibito agli affittuari di locare la loro abitazione se non è ecologicamente in regola. C'è da domandarsi come troveranno la casa coloro che avrebbero dovuto affittarla. Non solo, ma l'Europa pesa solo per l'8% sul mercato mondiale dell'anidride carbonica. Ci sono nel mondo altri paesi enormi, basta citare la Cina e l'India, che di queste norme non tengono assolutamente conto e quindi si avvantaggiano nei confronti dell'Europa sul piano dei costi. Vale la massima che la gatta precipitosa fece nascere i gattini ciechi. Qui Parlamento. Grazie Presidente, sarò breve perché so che i tempi non ci concedono di intervenire a lungo, però ho sentito tante parole